Dottoressa, voglio passare la parola perché Sì, commento di quanto è stato detto. Sì, stavo già dicendo che sono molto rattristata da quello che ha detto il collega Avruscio, perché si ha la sensazione che dentro l'ospedale i colleghi lavorino così frustrati, senza futuro e con la voglia di andarsene in pensione. Allora, a me dispiace molto che lui conosca prevalentemente questo tipo di colleghi. Per me non è così. Quello che manca sicuramente sono le assunzioni, lo sappiamo, il blocco del turnover ce lo portiamo dietro dal 2004 e così non si può andare avanti. In più abbiamo anche la normativa UE che ha limitato le ore di lavoro, perché la mia generazione, penso anche la tua, è andato sempre ben oltre l'orario con l'entusiasmo che il lavoro portava. Ecco, no, ancora, ma adesso sono puniti, però non devono stimbrare, risultano senza niente. Che stimbrano e lavorano stimbrati. Perché a me risulta che i direttori non glielo permettano. Comunque, comunque ci sono dei limiti delle 11 ore di riposo dopo la notte, eccetera. Comunque, quindi è già un modo diverso. Però quello che secondo me manca è la valorizzazione di quello che un sanitario fa dentro l'ospedale. Io quando ho sentito mesi fa dire dal governatore Zaia io vorrei che la gente che fa di più e che dimostra di avere avuto più impegno e porta risultati sia riconosciuta, meglio pagata e meglio cosa, io mi sono detta magari sarò morta 40 volte prima che nel pubblico succeda una cosa di questo genere, però questo manca fortemente, è questo che demotiva il giovane quanto il vecchio, il fare le cose con gioia, farlo oltre l'orario, farlo sacrificando la sua vita, ma senza avere alla fine nessuna differenziazione rispetto magari a chi lo circonda e che fa il minimo indispensabile quando scatta l'ora tira giù lo sportello come alle poste. Ecco, questo è avvilente per chi lavora, quindi posso capire che l'abbiamo superato anche noi, ma avevamo altri entusiasmi, non lo so, adesso forse vedono la situazione più nera, però questo è un elemento importante secondo me. Altri entusiasmi oppure contingentemente le cose sono cambiate? Se funziona ancora la sanità è grazie agli operatori sanitari nonostante gli amministratori. Questo è da dire, la gente da chi viene curata. Chi sono gli amministratori? Lo dico sempre per chi ci ascolta. Gli amministratori sono a livello regionale, a livello aziendale, sono tutti gli amministratori in generale, nazionale, regionale, locale, tutti gli amministratori, perché ci sono delle normative, ci sono le leggi, ci sono appunto, si diceva, dei vincoli di bilancio. Sa che a livello nazionale, no, il governo attuale sta cercando di sforare. Qui non è possibile sforare, qui non è possibile, come si diceva. Dal 2004 sono quindi 14 anni con quel budget ridotto dell'1,4%, ma nessuno alza la voce e dice no, voglio di più. Allora, parliamoci chiaramente. Io parlo... perché lei dice se qualcuno avesse alzato la voce dicendo voglio di più, avrebbero ottenuto, ma in realtà il governatore più volte è anni che alziamo la voce. Intanto uno è alzare la voce. La seconda cosa però è andare a fare le politiche corrette sul personale, perché l'80% della sanità, del bilancio regionale è sulla sanità. Allora, se mi consentite, dico, ma in che mondo viviamo? Noi abbiamo bisogno del nuovo ospedale, delle nuove strutture, ne abbiamo bisogno come il pane. È necessario, però altrettanto necessario è la politica sul personale. Io non posso avere la botte piena e la moglie ubriaca. Non posso, quando la dottoressa dice che, ripeto, è in pensione, beata lei, per cui adesso c'è la fila, invece vada a informarsi agli uffici delle ULSS, c'è la fila dei medici che vogliono andarsene in pensione. E non si è mai verificato. Medici che si licenziano. Le risulta che ci sono stati dei pediatri ospedalieri, compresi il direttore, che sono licenziati. Non si era mai verificato, mai, perché l'ospedaliero era una posizione, insomma, invidiabile. Adesso non lo è più. Adesso non lo è più.
Siamo alla periferia della sanità, al centro c'è l'amministrazione, alla periferia c'è la sanità, non c'è al centro la sanità. Sì, questo, ripeto, è una questione prevalentemente politica, chiamiamola, vediamola da tutte le parti che vogliamo, ma è politica. I medici lavorano oltre l'orario, ma chi è che valorizza questo oltre l'orario? Nessuno. Nessuno. Allora è chiaro che poi dopo, ripeto, è una questione anche... Allora, la qualità dell'assistenza. Io tra un po', spero, andrò in pensione. Ma a chi trasmetto il mio know-how, la mia conoscenza, la mia esperienza, se non ho giovani, se non sono stati assunti dei giovani? Ma perché lì c'è un problema. È chiaro che poi la qualità dell'assistenza poi dopo decade, ma già lo vediamo. Sì, la famosa sanità eccellente del Veneto, ma chiediamola ai cittadini che vanno a curarsi. Ma se non conosci qualcuno che ti indirizza o di qua o di là, e sei perso. In azienda ospedaliera, se non ci fossero gli specializzandi che sono utilizzati in maniera impropria, come se fossero dipendenti, invece lo sono in formazione, ma sarebbe chiusa l'azienda ospedaliera. Certo. Ma lo sappiamo questo o no? E allora concentriamoci sulla politica del personale, non giriamo intorno. I palazzi della salute vanno bene, però riempiamoli di gente formata, capace, che poi possa curare i nostri pazienti, altrimenti i nostri pazienti andranno a curarsi all'estero, come succede con la Sicilia e la Calabria che venivano qui, i nostri andranno in Austria, in Germania, curati da medici italiani, perché li assumono. Ma anche in Lombardia, che hanno dei grossi flussi anche lì. Il privato. Spendiamo due parole. Da quando la Regione del Veneto ha deciso di governare tutta la sanità, compreso il privato, perché non c'è una sola casa di cura privata, sostanzialmente privata, ma sono tutti convenzionati, allora è chiaro che la casa di cura convenzionata, per carità, lo fa per lucro anche, no? Deve guadagnarci. Allora è chiaro che se io Regione pago il DRG dell'ortopedia, degli artropotesi d'anca, ma è chiaro che la casa di cura mi prende lo specialista ortopedico ospedaliero, gli fa un contratto, lo paga 2 o 3 volte tanto, gli fa fare tutta la professione che vuole, non ha vincoli, i casi complicati si rimandano sempre in ospedale. È chiaro che all'ortopedico conviene andare a lavorare nella casa di cura privata, convenzionata, pagata dalla Regione. È questa la privatizzazione strisciante. E questo è un discorso che bisogna tenere conto. Strisciante, però fin tanto che c'è la convenzione al cittadino... Come... Però ci sono anche queste cose concrete. E allora da noi mancano i medici, non si trovano perché gli conviene più andare di là, perché da noi non c'è la valorizzazione. C'è un chirurgo bravo, bene, ti pago come la squadra di calcio, è Ronaldo, ti pago 10 volte di più. A te ti pago di me, non è possibile questo, non è possibile, ma almeno valorizzarli, in questo modo invece, se siamo in questa cappa, in questo, tra virgolette, regime, ecco, è chiaro che poi dopo uno può scegliere e dice, beh, vado nella casa di cura privata convenzionata perché lì ho meno complicazioni, ho gli interventi che faccio normalmente, vengo pagato anche di più e meglio. Ma dal punto di vista del paziente, se c'è la convenzione, quindi tu tanto ticket da una parte paghi, ticket dall'altra paghi, non ti cambia niente, anzi a volte... Cambia una cosa, che se è una complicanza vieni in ospedale. Vabbè, complicanze... ma se l'ospedale non mi dà la possibilità di fare una visita specialistica in 25 giorni, è la stessa USL che ti manda nella casa di cura privata convenzionata, quindi l'ospedale non ce la fa. Ma vede, vado dall'altra parte, perché non ce la fa? Ma è chiaro che non ce la fa, perché invece di assumere pago la casa di convenzionata e gli specialisti privati, perché allora non assumo? Insomma, è lì, voglio dire, prima sui costi, no? Se io invece di far funzionare le sale operatorie di sabato e di domenica mi servo di altri, è chiaro che poi dopo io non assumo qui. Il servizio lo rendo. Costa di più alla Regione assumere oppure mantenere? Alla fine costa di più alla Regione perché, ripeto, poi la qualità dell'assistenza cade, i giovani non vengono assunti, non abbiamo un futuro perché ormai siamo tutti, ripeto, di una certa età, per cui se io non investo sui giovani e se non assumo i giovani,
che futuro ho in questo Però paese? mancano figure di specializzanti di fatto, perché ci sono state delle posizioni aperte che non sono state soddisfatte, cioè mancano proprio le figure. No, ma non vogliono andare a lavorare in queste condizioni, possono scegliere, possono scegliere chi è che va a fare il neurochirurgo. Se posso aggiungere, no, perché i giovani fanno fatica, al di là di alcune situazioni di carenza proprio, e lì richiama il tema dell'aumento delle borse di studio e degli specializzandi, che è da anni anche questo un problema che si denuncia, e quando si interviene, perché oramai la programmazione è già in grande ritardo. No, però al di là di quello c'è anche un problema di condizioni di lavoro dei medici. È la prima volta che succede che alcuni medici vogliono andare in pensione prima, o che vanno al privato, o giovani che vanno all'estero perché vedono riconosciuto maggiormente la propria specializzazione. Si torna sempre anche a un problema di risorse, perché da anni il contratto dei medici e ospedalieri è bloccato. 10 anni. Esatto. L'anno scorso, dopo 9 anni, è stato rinnovato il contratto della sanità, che è già scaduto, e anche in questa legge di stabilità non vengono stanziate le risorse per il rinnovo del prossimo triennio. Le condizioni di lavoro sono sempre più pesanti, sia in termini di turni e sia in termini di orari, perché appunto c'è una carenza grande di organici e di figure professionali specializzate. Se non si interviene più urgentemente possibile, le ricadute sono quelle che descriveva lui. Certo, sì, si sposta sul privato, però spostando sul privato gli oneri principali e gli interventi principali rimangono sempre a carico della struttura pubblica. Le attività invece, le prestazioni che sono magari più remunerative, si spostano verso il privato. In tanti casi la qualità sarebbe da verificare, perché spesso si abbatte e si riduce. Poi ci sono anche alcuni margini che la politica, anche a livello regionale, continua ad avere, potrebbe esercitare. Io magari non lo so, ma è di 15-20 giorni, un mese fa, la delibera della giunta regionale che dà l'autorizzazione ad Azienda Zero di assumere il personale, credo sia amministrativo sia medico, carente rispetto al processo di costituzione di Azienda Zero, perché con la mobilità da tutti i territori, che era una mobilità volontaria, non si sono coperti interamente i posti previsti in organico. Insomma, lì la delibera e l'autorizzazione per l'assunzione è stata fatta immediatamente. Allora, voglio dire, qualche margine c'è, per cui c'è anche un tema di priorità e di scelte. Per noi la priorità è nelle strutture ospedaliere, è nei servizi distrettuali. Da anni non si programma un recupero del turnover. Da moltissimo tempo la ministra Grillo ha fatto degli interventi al riguardo, dicendo sulle specialistiche apriremo il tavolo con le regioni, per esempio ha dichiarato, e poi di mettere mano al sistema sanitario nazionale, poi con deleghe alle regioni. Voi avete proposto peraltro un'assunzione anche diretta, no? Sì, si ragionava sui medici di base, che anche lì sono carenti, e la tendenza è quella a un incremento della carenza rispetto ai trend di pensionamento. 10.000 laureati in medicina, 6.000 in qualche modo anche la Regione aveva ipotizzato un'assunzione diretta dei medici di base, che noi avevamo valutato positivamente, soprattutto per coprire alcune zone, le zone più disagiate. Mi pare che invece si stia tornando indietro, che anche la Regione stia tornando a una prospettiva di prestazione a chiamata, che sarebbe una cosa invece estremamente negativa, perché c'è bisogno di strutturalità e di continuità anche nel rapporto fra paziente e medico, insomma. Vogliamo informare però i cittadini di una cosa a proposito dei medici di medicina generale. I cittadini forse non sanno, lo sappiamo noi, che per fare il medico medicina generale, oltre la laurea, non occorre mica fare la specialità in medicina interna, devono fare una scuola di 3 anni, non gestita dall'università, gestita dai medici di medicina generale, se vuoi fare il medico di medicina generale, entrare in quelle liste, in quelle graduatorie. Se tu sei laureato in medicina e hai duplicato la scuola di medicina perché hai fatto la specializzazione in medicina interna, quindi altri 6 anni, fatti dall'università, tu non puoi entrare in quelle liste perché sei ritenuto non capace di fare il medico di medicina generale. Quindi
o svecchiamo questo paese. Il medico specialista ambulatoriale, io sono angiologo, specialista in cardiologia e angiologo da Nillo Tempore, ho creato e ho contribuito a creare la prima angiologia istituzionalizzata del Triveneto. Se io volessi fare lo specialista ambulatoriale, io non potrei entrare in quelle liste, perché sono anche lì liste particolari per cui io come ospedaliero non posso entrarci, quindi non sono capace per fare, cioè gli esami in ospedale posso farli, ma in ambulatorio, in un distretto, non sarei capace di farli. Capisce che allora c'è da rivedere, ma perché questo a livello politico non si rivede? Ma perché il medico di medicina generale, se si presenta alle elezioni, ha 1000 pazienti, può procurare 1000 voti al politico di turno, non so se rendo l'idea. L'ospedaliero cosa vuole che fa? È di passaggio, puoi salvare una vita a una persona, però, ripeto, non hai questa forza, poi siamo molto divisi come sindacati, non siamo come loro CGIL, CISL e UIL insieme. Infatti usciamo fuori che una caterva, c'è il sindacato degli anestesisti e il sindacato degli ortopedi. Questo però? Perché? Ma perché siamo una categoria che ci piace soffrire, siamo masochisti, questa è la verità. Perché appunto con una rappresentanza unitaria ma magari certo, una maggior ma questo pressione. invece non succede. Vi sentite, andiamo subito in pubblicità, solo una domanda, vi sentite rappresentati in qualche modo adesso che comunque il Ministro della Sanità è anche medico e quindi dice di avere in mano una comprensione della questione? Guardi, io ancora non state... so che cosa è stato fatto perché di fatto non c'è nulla. Io so solamente che quando i ministri sono stati medici, io mi ricordo un certo Di Lorenzo, se non sbaglio, che era medico, no? De Lorenzo, chiedo scusa, De Lorenzo, insomma non è che le cose sono andate bene. Lì indipendentemente se uno è un medico per carità con cognizione tecnica, ma è la persona che conta. Se io sono uno scienziato, ma il mio obiettivo non è il servizio alla comunità, insomma posso essere anche uno scienziato, ma... Certo, Pozzato, prima di andare in pubblicità. Mi verrebbe da pensare che se i medici sono così divisi quasi per specializzazione, è una fortuna trovare poi uno che facesse il ministro di derivazione medica, cioè cosa porta? Porta l'interesse comune o porta l'interesse della nicchia da cui proviene, visto che una delle grandi difficoltà è proprio questa qua, perché aggredire la politica nazionale, perché questo è il problema per risolvere, come dire, per ridare spinta a una nuova riforma della sanità. Per toccare quel livello lì serve un sindacato molto forte a quel livello lì. Se il sindacato dei medici, parlando adesso fuori di casa nostra, ma degli altri, cioè se il sindacato dei medici, che sono i protagonisti sostanzialmente del sistema sanitario assieme ai lavoratori del comparto, è diviso, vuol dire è diviso organizzativamente, vuol dire che è diviso anche dal punto di vista della strategia politica, è diviso dai progetti da proporre, è diviso nelle priorità, è diviso nell'uso delle risorse, è diviso nei potentati, nell'impossibilità di discutere con trasparenza della libera professione, del rapporto pubblico-privato, cioè tutti problemi talmente grossi e impegnativi che alla fine ricadono in quello che diciamo qui, nella difficoltà della quotidianità, con una grande responsabilità, però nessuno nei luoghi deputati è lì pronto a rappresentare questi problemi per risolverli. A livello nazionale c'è, adesso a livello nazionale sicuramente c'è la rappresentanza unitaria dei medici, perché a livello nazionale questo esiste, come anche esiste tra CGIL, CISL e UIL, anche voi avete tanti altri sindacati, voglio dire, c'è la rappresentanza a livello nazionale, ma quello che voglio dire io però è un'altra cosa. Allora, il potentato sindacale deve fare i servizi alla comunità, perché nel momento in cui io utilizzo per avere dei privilegi, tra virgolette, in cui impedisco a un medico specialista in medicina interna di iscriversi, di fare il medico in medicina generale, se non questi 3 anni di scuola fatti dalla medicina generale, cioè dove stiamo? Dov'è in Europa un esempio simile? Allora a cosa serve il sindacato? A fare interessi di una categoria oppure gli interessi della comunità?
Quindi il discorso è molto serio, perché poi alla fine chi ne risponde è il cittadino. Certo, ma se io ho un medico specialista in medicina interna, non trovo medici in medicina, ma offrigli la possibilità di fare il medico di medicina generale. Voglio vedere se uno specialista in medicina interna non prende e non va a fare il medico di medicina generale. Ma se io gli dico, fai la specialità in medicina interna, poi devi fare altri 3 anni per fare questo, mentre per fare il medico di medicina generale bastano solo quei 3 anni, allora insomma qualcosa non va in questo paese, o no? Chiaro, no, assolutamente. Torniamo su questi aspetti, pubblicità, pochi secondi.